Amici di Directa Sport, un cordiale saluto dal campo Sunuradze di Tonara, il gran giorno della semifinale playoff del campionato di promozione. Tra pochi istanti in campo Tonara e Siliqua, una partita davvero importante che vado a presentare con il vicepresidente del Tonara, Vincenzo Verlezza. Allora vicepresidente, che partita sarà? Insomma, siete arrivati a questo punto dopo un gran campionato, adesso si vuole andare fino in fondo, giustamente. Sì, diciamo che noi speriamo di arrivare in fondo. Comunque la cosa principale oggi è una giornata di sport, di divertimento, e poi vinca il migliore. Se vinciamo noi siamo contenti, se vince la Siliqua, complimenti al Siliqua comunque. E per noi già è un traguardo storico arrivare dove siamo arrivati. Non ci aspettavamo, è un sogno e speriamo che il sogno possa continuare. Parliamo anche un po' della vostra stagione. Eravate partiti un po' a fari spenti, poi a stagione in corso vi siete fatti prendere dalle ambizioni, adesso siete arrivati fino a qui. Sì, noi come ogni anno partiamo sempre col principio di fare un ottimo campionato, salvarci, non pensare mai all'alta classifica, però diciamo che quest'anno tra il destino ha voluto che noi salivamo piano piano, siamo arrivati oggi a questo giorno spettacolare e speriamo di poter adesso scavalcare la promozione sarà in eccellenza. Adesso vediamo dopo questi 90 o 120 minuti il destino cosa ci aspetta. Potrete godere oggi di un doppio vantaggio, caso di parità ai 120 minuti andreste voi in finale e poi soprattutto c'è un meraviglioso pubblico, Tonara è un campo caldissimo, parliamo anche di questo. Sì, no, diciamo che la forza di questa squadra, oltre la società, sono anche il pubblico, la gente, i tifosi che sono sempre stati al nostro fianco, ci hanno sempre citato sia nelle brutte partite che nelle belle, ci danno molto coraggio e forza ad andare avanti. Mariano Collu, presidente del Siliqua, anche per voi una giornata storica quest'oggi? Direi proprio di sì, siamo già quarto anno che arriviamo ad andare alle prime 4, quindi questa è veramente un'occasione unica per il paese, per il territorio. In zona sono poche squadre che sono anche in eccellenza, quindi è una partita importante. Diciamo che per il Siliqua è una cosa storica. Ecco. Parliamo anche della vostra stagione, c'è stato un cambio di allenatore, un inizio un po' così, poi nella seconda parte della stagione siete andati alla grande. Sì, diciamo che non siamo neanche partiti male, solo che alla sesta giornata abbiamo avuto 2 grossi infortuni, di Picciao e Nicolazzini, e la squadra ne ha risentito parecchio, un mercato chiuso, poi c'è stato il cambio di tecnico che ci è voluto 2 o 3 settimane ad aprire il mercato e allora la società si è rinforzata e abbiamo fatto bene, abbiamo fatto bene. Parliamo anche delle insidie di questa partita, un pubblico così in un campionato di promozione, insomma non siete nessuno abituato a trovarlo. No. Però noi siamo sereni, tranquilli, non pensiamo alle insidie, sappiamo della nostra qualità, della nostra forza, siamo sereni, non siamo preoccupati. Non perché il Tonara non sia forte, ma perché siamo sereni, quello che viene, lo sport è fatto anche per giocarsi queste partite e vinca il migliore, senza pressioni. Un paese di 2200 anime ai piedi del Gennargentu, interamente bardato a festa con i colori rosso e nero del Tonara, il gran giorno della semifinale playoff del campionato di promozione. In campo stanno scendendo Tonara e Siliqua.
In palio c'è, come abbiamo detto, la finalissima per la promozione nel campionato di eccellenza. Le squadre stanno entrando in campo agli ordini della terna arbitrale diretta dal signor Scifo di Nuoro con gli assistenti Bomboi di Sassari e Sanna di Ozieri. Allora andiamo a dare lettura dei 22 in campo. Il Tonara, formazione di casa sostenuta come vedete da un grandissimo pubblico, addirittura i fumogeni, la torsida rosso-nera davvero mai vista in un campionato come quello di promozione. Dicevamo il Tonara che scende in campo con il numero 1, il portiere Michele Pili, il numero 2 Ferreri, il numero 3 Sciolla, il numero 4 capitano Antonio Pili, il numero 5 Enrico Poddie, il numero 6 Claudio Sau, il numero 7 Giuseppe Sau, il numero 8 Azzori, il numero 9 Enrico Pili, il numero 10 il fantasista Christian San, il numero 11 invece è il bomber Simone Calaresu. Dall'altra parte c'è il Siliqua, formazione anche lei seguita quest'oggi da un folto pubblico. Siliqua dicevamo che scende in campo con il numero 1 Serventi, il numero 2 Mameli, il numero 3 Farris, il numero 4 Gianmarco Giandon, il numero 5 Mattia Bodano, il numero 6 Ucheddu, il numero 7 Capitano Meloni, il numero 8 Contu, il numero 9 Bomber, il bomber Cacciuto, il numero 10 Picciau, il numero 11 Amorati. In panchina per il Tonara il numero 12 Mereu, il numero 13 Luca Sau, il numero 14 Curreli, il numero 15 Deligia, il numero 19 Mura, il numero 17 Floris e il numero 18 Moccia. Dall'altra parte invece in panchina per il Siliqua il portiere di riserva è Piras, poi con il 14 Sedda, con il 18 Azzeni, con il 13 Cicu e con il 15 Di Meglio, poi abbiamo con il numero 16 Saba, il numero 17 e Iba. Le due squadre stanno prendendo il loro posto in campo. Tanti applausi scroscianti per la formazione di casa che va a salutare il proprio pubblico. Si carica invece effettua la foto di rito il Siliqua. Tantissimo il pubblico accorso qui all'impianto Sunuradze di Tonara. Il Tonara secondo nel girone B del campionato di promozione, il Siliqua invece che ha chiuso al terzo posto. Oggi si sfidano dunque per sancire chi andrà a sfidare una tra Cosmoto Monastir e Dorgalese nella finalissima che vale un posto nel campionato di eccellenza. Tanto le squadre si sono schierate in campo, tutto pronto per il fischio d'inizio da parte del signor Scifo di Nuoro, fischio d'inizio che arriva in questo momento. Allora inizia questa sfida, Directasport.it e Sardegnasport.com per raccontarvi il grande calcio di promozione regionale. Pallone gestito a ridosso del cerchio di centrocampo da parte del Tonara con il numero 8 Azzori attaccato da due avversari. C'è l'intervento falloso da parte del numero 9 bomber Christian Cacciuto. Calcio di punizione allora in favore del Tonara. Se ne incarica il numero 8 Azzori, la battuta corta all'indirizzo del numero 2 Ferreri. Ferreri prova a innescare sempre sulla corsia di sinistra il numero 5 Poddie, l'anticipo, ancora il Tonara, ne viene fuori molto bene Azzori, palla al piede, si ferma attaccato da due avversari, chiede la collaborazione del numero 10 Sanna, arriva il cross ribattuto. Molto schiacciato all'indietro in queste primissime battute il Siliqua, giro palla arretrato invece per il Tonara, il lancio lungo a cercare ancora Sanna, attento però Serventi in uscita, controlla la sfera e la fa sua. Primo minuto di gioco qui al campo Sunuradze di Tonara, 0-0 il punteggio tra Tonara e Siliqua, semifinale playoff del campionato di promozione. Sale l'urlo dei tifosi di casa, ancora il Tonara in possesso del pallone con il numero 5 Poddie, prova a sfidare il suo avversario in velocità, si trattava del capitano del Siliqua Meloni.
palla fuori e rimessa dunque per il Siliqua, con il numero 2 Mameli, fatica a trovare una soluzione, la battuta a cercare Contu, l'anticipo, attenzione ancora a Contu al limite dell'area, l'intervento però ottimo in tackle scivolato da parte di Claudio Sau. Attenzione però ancora al Siliqua che ha già riconquistato palla e riparte da dietro, palla sulla corsia di destra, il lancio lungo a cercare Bomber Cacciuto, fa buona guardia anche se concede qualcosa, poi facendo rimbalzare il pallone il numero 3 Scholl. È arrivata una conclusione debole però all'indirizzo della porta difesa da Michele Pili, dunque nulla di fatto per questo primo tentativo offensivo da parte del Siliqua. Siliqua, vediamo, formazione scesa in campo con una tenuta blu e nera, dall'altra parte il Tonara che utilizza ovviamente i suoi colori storici, il rosso e il nero con calzoncini e calzettoni bianchi. Qui l'intervento difensivo da parte di Mameli che prolunga la traiettoria della sfera mettendola in fallo laterale, dunque fallo laterale in zona d'attacco per il Tonara con Poddie, numero 5 della formazione di casa, che raccoglie la sfera, propone in direzione del numero 8 Azzori, ancora il dialogo tra i due, interviene a rompere insomma questo dialogo ancora il numero 7 capitano del Siliqua Meloni, ancora Tonara dunque in zona offensiva, il cross al centro un po' svirgolato a cercare l'inserimento di testa da parte del capitano del Tonara Pili, colpo di testa debole che Serventi non fatica a controllare. Il rilancio lungo da parte del portiere del Siliqua Serventi, un campanile altissimo, si avventa sulla sfera il numero 8 Contu, ancora il dialogo con Contu che va a cercare il numero 11 Amorati, Amorati si libera di un avversario, il suggerimento in direzione di Cacciuto, intervento poi in tackle scivolato da parte di Azzori che devia la palla in corner, voleva che i suoi compagni lo avvisassero del fatto che non c'erano avversari alle sue spalle, dunque l'intervento poteva anche essere effettuato in maniera più tranquilla. Fatto sta che c'è un corner in favore del Siliqua, è il primo corner in favore della formazione ospite. Tutti i saltatori del Siliqua all'interno dell'area, a cominciare da Gianmarco Giandon, la battuta proprio in direzione di Giandon, la palla ribattuta, il tentativo volante da parte del numero 10 Picciau, la battuta però fuori misura da parte di Picciau. E registriamo allora anche il primo tentativo da parte della formazione ospite. Picciau che ha una storia un po' particolare, ha subito nella parte iniziale di questo campionato un brutto infortunio al ginocchio, ha deciso però di non sottoporsi a un intervento chirurgico. Dicevamo Picciau che ha subito un infortunio al ginocchio, che non si è sottoposto a intervento chirurgico, ha deciso di proseguire la sua stagione e di sottoporsi poi a intervento a stagione finita, magari il tutto per aiutare i suoi compagni. Intanto la rimessa in gioco in favore del Tonara con il numero 9 Enrico Pili, palla ribattuta, ancora rimessa in gioco sulla corsia di sinistra, la palla all'indirizzo di Pili, ancora il duetto con Poddie, la palla che passa all'indirizzo di Sanna, Sanna prova a liberarsi di un avversario, palla sulla sinistra ora per il numero 7 Sau, la palla al centro e il tiro con il palo incredibile al 6° minuto di gioco, palo del Tonara con Bomber Calaresu, la girata con il destro, palo esterno e prima emozione vera di questa partita. Allora al 6° di gioco Calaresu, bomber del Tonara, 17 reti messe a segno nel corso di questo campionato. Dall'altra parte invece il bomber è Cristian Cacciuto con 30 reti messe a segno nel girone A. E subito lo squillo allora del bomber in maglia rossonera. Rilancio lungo da parte di Serventi, palla ribattuta e rimessa ancora in gioco per il Tonara, se ne incarica il numero 3 Sciolla.
il tocco corto, ancora Sciolla a cercare Pili, riparte, attenzione il Siliqua, la palla in verticale a cercare Cacciuto, fa però buonissima guardia su di lui il numero 2 Ferreri, che sventaglia subito lungo all'indirizzo di Calaresu. Calaresu controllato bene da Gianmarco Giandon, che mette la palla in fallo laterale. Rimane dunque in zona d'attacco il Tonara che ha avuto sui propri piedi la prima vera occasione di questa partita pochi istanti fa con Calaresu, la girata con il destro, la palla sull'esterno del palo. Tonara che ha sicuramente approcciato questa partita con piglio aggressivo e si porta ancora in zona d'attacco. Ennesima rimessa in gioco per il numero 8 Azzori, palla all'indirizzo di Sanna, manovra Sanna, intervento di testa però a sventare la minaccia da parte di Giandona. Già recuperato il Tonara, può avanzare il numero 5 Poddie, si appoggia ad Azzori, il duetto sulla sinistra, un po' di indecisione tra Sau e Poddie, ne viene fuori allora il Siliqua, palla in verticale a cercare Cacciuto, era a regolare la sua posizione, traiettoria allungata all'indietro in direzione dell'estremo difensore Michele Pili, che non bada tanto allo stile, mette palla direttamente in fallo laterale. Rimessa in gioco per Mameli che scivola anche al momento della battuta, riesce comunque a far arrivare in qualche modo la palla all'indirizzo del numero 10 Picciau. Qualche brivido qui per la difesa del Tonara, che ne viene comunque fuori molto bene il duetto con Azzori, Azzori metronomo della formazione rossonera, può distendersi allora il Tonara, si gira bene Pili, prova il suggerimento con l'esterno, cercava lo scatto di Calaresu che però non aveva capito le sue intenzioni. Dunque tutto facile per Serventi, che ha già rimesso in gioco, attenzione però al break del Tonara, fallo laterale battuto ancora in direzione di Sanna, la sponda di testa da parte di Sanna, capisce tutto però il numero 3 del Siliqua, si tratta di Farris, Siliqua che può ripartire ancora sulla destra, si distende con il numero 10 Picciau, Picciau prova il lancio lungo, il destinatario era ancora una volta Cacciuto, fa buona guardia però ancora una volta la difesa del Tonara, chiamata oggi a fronteggiarsi contro un avversario temibilissimo. Qui il fallo del numero 10 Picciau sull'altro numero 10 Cristian Sanna, comandato il fallo a ridosso del cerchio di centrocampo, o meglio a ridosso della linea di metà campo, parte del signor Scifo di Nuoro. Azzori, dai suoi piedi passano tutte le manovre d'attacco del Tonara, qui difende molto bene palla, ancora il passaggio in direzione di Azzori che ha lo spazio per il tiro centrale che Serventi addomestica in due tempi. Ha sicuramente la conclusione dalla distanza delle sue corde, Azzori ha fatto bene a provarci in questa circostanza, tiro debole e centrale però sul quale ha fatto buona guardia l'estremo difensore Serventi. Qui palla già persa dal Siliqua, allora può imbastire una nuova manovra d'attacco il Tonara che si porta in avanti, il lancio lungo a cercare Calaresu che non arriva sul lancio lungo, palla che scivola docile tra le braccia di Serventi. 10° minuto di gioco, 0-0 qui al campo Sunuradze di Tonara, semifinale playoff del campionato di promozione regionale su directasport.it e sardegnasport.com, una sinergia a proporvi ancora il meglio dello sport regionale. Qui intanto veniva reclamato un fallo che però non è stato ravvisato dal signor Scifo di Nuoro. Riparte ancora il Siliqua con il numero 8 Contu, il tiro di Contu, cercava di sorprendere Michele Pili che però era ben attento sulla traiettoria, palla ampiamente fuori, nessun pericolo per il Tonara. 0-0 il punteggio dunque qui al campo Sunuradze, tanto pubblico e anche qualche ospite eccellente. Vediamo il mister Bernardo Mereu qui sugli spalti, andremo allora a sentire un suo commento a ridosso dell'intervallo. Ancora il Siliqua con Picciau, cercava il suggerimento in verticale, palla ribattuta.
il caldo che sicuramente sarà un fattore. Infatti vediamo i giocatori del Siliqua al piccolo trotto per raccogliere il pallone, qui cade a terra Cacciuto. Ovviamente non c'è nessun fischio arbitrale e non ci sono neanche le proteste ovviamente da parte di Cristian Cacciuto. A buon gioco allora il Tonara a imbastire una nuova azione, scusate, d'attacco con Azzori fermato irregolarmente, l'intervento da dietro da parte di Picciau. Dicevamo l'intervento da dietro ai danni di Picciau, scusate, ai danni di Azzori, commesso da Picciau. Il calcio di punizione battuto dallo stesso Azzori, palla fuori misura ma bisognerà ribattere il calcio di punizione, se ne incarica ora il numero 2 Ferreri. Avanza il Tonara, qui lancio lungo, suggerimento fuori misura, tutto facile allora per Serventi. Un'altra curiosità statistica, oggi si affrontano il miglior attacco del girone A del campionato di promozione, quello del Siliqua, che ha messo a segno 71 reti nella fase, chiamiamola così, regolare della stagione. Dall'altra parte invece la miglior difesa del girone B è ovviamente quella del Tonara. Tonara che ha subito appena 33 gol. Miglior difesa, dicevamo, è quella del Tonara. Dunque un'altra curiosità, vedremo se le due formazioni riusciranno a tenere fede a questo dato statistico nel corso di questa partita. Qui il numero 7 del Tonara, si tratta di Giuseppe Sau, che va a franare su Picciau. Evidente il fallo, allora calcio di punizione da posizione interessante per il Siliqua. Punizione affidata ai piedi di Picciau, che andrà a battere presumibilmente con il destro. Barriera a 2 disposta da Michele Pili. Le coppie in area che vanno a formarsi, tutti i saltatori del Siliqua a ridosso del limite dell'area. Qui intanto c'è stata forse una scorrettezza, crolla a terra il numero 4 del Tonara, se non abbiamo visto male il capitano Antonio Pili, che lamentava forse un colpo al volto, un po' di animosità, niente di che comunque. Situazione subito ricomposta, è pronto intanto sul punto di battuta allora il numero 10 del Siliqua Picciau, la battuta con il destro da parte di Picciau, la palla all'interno dell'area, a cercare ancora Gianmarco Giandon, cercava la deviazione volante, pescato però in offside l'ex difensore del Carbonia. E dunque si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Tonara, calcio di punizione che andrà a battere direttamente l'estremo difensore Michele Pili. 16esimo di gioco qui al campo su Nuraze, 0-0 tra Tonara e Siliqua. Directasport.it, sardegnasport.com a raccontarvi il calcio di promozione regionale. Michele Azzori in bello stile ha servito Sanna, l'intervento però in scivolata a fermare l'azione di Sanna. Ha già recuperato però il Tonara. Lancio lungo dove però non ci sono maglie rossonere, può dunque recuperare palla con tutta calma il numero 3 Farris. Ora Gianmarco Giandon in possesso della sfera, cerca ancora Farris, avanza Farris, fronteggiato da Pili, ribatte il pallone, Pili non riesce però a controllarlo, la sventagliata lunga da parte di Giandon, a cercare come al solito Cacciuto. È un po' questo il tema offensivo del Siliqua in queste prime battute. Qui cercava l'azione personale Cacciuto, fermato però molto bene in scivolata dalla difesa del Tonara. Tonara che ha guadagnato anche la rimessa in gioco, l'ultimo tocco è stato proprio di Cacciuto. Allora, altra palla recuperata dalla formazione di casa, mentre il pubblico qui numerosissimo si fa sentire. Siliqua intanto ha recuperato la sfera e ora manovra il passaggio un po' corto che mette
in difficoltà il numero 2, si tratta di Mameli. Il rimpallo però che premia il Siliqua, e Siliqua che potrà dunque beneficiare di una rimessa in gioco dalla corsia di destra. Se ne incarica lo stesso Mameli. Si propone Bodano, non viene però servito. Il rilancio lungo da parte di Azzori. Recupera palla però il Siliqua con il numero 3 Farris. Lo scambio con Contu, ha qualche problema nel controllare il pallone Contu, che riesce però poi a liberarsi dalla guardia di Pili. Farris va a cercare ancora Picciau, lo stop di Picciau, affrontato, la palla in verticale, attenzione per Cacciuto, Cacciuto fermato però ancora dal primo assistente. Ricordiamo il signor Bomboi di Sassari, gioca molto sul filo del fuorigioco il bomber ex Castiadas, che anche qui era partito nel tentativo di beffare la linea arretrata del Tonara, pescato però prontamente in posizione di fuorigioco. Il rilancio lungo da parte di Pili, la sponda ottima di testa da parte di Calaresu, che provava a innescare la velocità di Sanna. Ha risolto però molto bene la difesa del Siliqua, formazione ospite che riparte. Qui non c'è fallo su Contu, attenzione perché il Tonara riparte. Palla sulla destra, entra in area, il suggerimento al centro, un tiro cross che si infrange sul palo, incredibile, al 18esimo, secondo palo del Tonara. La rasoiata a metà tra un tiro e un cross, qui Serventi un po' ingannato dalla traiettoria insolita, palla che è andata a incocciare sul palo, poi ha attraversato tutto lo specchio della porta ed è terminata fuori. Secondo palo allora, secondo legno subito dal Tonara, Tonara che per ora deve difendersi, palla ancora a cercare Cristian Cacciuto, intervento però difensivo con i tempi giusti a fermare l'azione del Siliqua. Rimessa in gioco già effettuata, lo scambio che premia ancora Mameli. Mameli però fermato, attenzione perché c'è spazio ora per Sanna. Sanna alza la testa, serve sulla sua sinistra Calaresu, addomestica la sfera Calaresu, riesce a liberarsi dell'intervento di Bodano, poi però si trascina fuori il pallone. Voleva la rimessa in gioco il Siliqua. Viene comandato però il fallo laterale in favore del Tonara, che ha già battuto con Podie. La palla di ritorno ancora in direzione di Podie, stavolta Podie non riesce a tenere in gioco la sfera, pasticcia un po' il Tonara in questa circostanza. E si lamenta il pubblico di casa all'indirizzo degli assistenti del signor Scifo di Nuoro. Gioco piuttosto spezzettato in queste prime battute, prova a ripartire il Siliqua con lo scambio tra Bodano e Giandon. Si distende sulla sinistra il Siliqua, il passaggio ora in direzione di Amorati. Amorati controllato bene però dalla retroguardia rossonera, palla che scivola lentamente oltre la linea di fondo. 0-0 ancora qui al campo Sunuradze di Tonara, ma non sono mancate le emozioni, due pali a negare il vantaggio alla formazione di casa. Riepiloghiamo allora quello che è il regolamento di questi playoff. Tonara che arriva, dicevamo, come seconda del girone B, il Siliqua invece che ha concluso al terzo posto nel girone A. Allora, in caso di parità, al termine dei 120 minuti ad accedere alla finalissima playoff sarebbe proprio il Tonara, in quanto formazione meglio classificata nella fase regolare. Qui intanto il passaggio ancora in direzione di Calaresu, controlla Serventi. Dunque, lo abbiamo detto anche in fase di presentazione della partita, Tonara che oggi può godere di un doppio vantaggio, se così lo possiamo chiamare. Da una parte c'è il fattore campo, e qui a Tonara il fattore campo è piuttosto consistente, lo possiamo anche sentire. Dall'altra parte poi c'è anche il vantaggio derivato dal fatto di poter accedere alla finalissima in caso di parità al termine dei 120 minuti. Qui il passaggio all'interno dell'area per il numero 10
anzi per il numero 10 proprio si tratta di Sanna che ha provato a girarsi e a tirare con il destro, palla alta sopra la traversa della porta difesa da Serventi, ma altra bella manovra d'attacco con il passaggio filtrante sulla destra. Cristian Sanna ha provato a eludere la difesa del suo marcatore, ha trovato lo spazio per la conclusione con il destro, palla alta però, altro brivido per la porta difesa da Serventi, già 3 occasioni importanti allora per il Tonara, 2 pali, ora l'occasione sui piedi di Cristian Sanna. Qui va a rovinare a terra il numero 6, si tratta di Claudio Sau, intervento irregolare ai suoi danni, altro calcio di punizione in favore del Tonara quando siamo giunti al 23esimo minuto del primo tempo qui al campo Sunuradze di Tonara, 0-0 tra Tonara e Siliqua, semifinale playoff del campionato di promozione regionale. Directasport.it e sardegnasport.com che vi offriranno e vi offrono questo evento in alta risoluzione sui canali YouTube di Directasport.it, partita che sarà visibile anche su sardegnasport.com. Qui tanto c'è un altro fallo commesso ai danni del numero 6 del Siliqua, si tratta del centrale difensivo Uccheddu, calcio di punizione già battuto, il pallone in possesso di Gianmarco Giandon che prova l'ennesimo lancio lungo a cercare stavolta il numero 7 Meloni, capisce tutto però la difesa del Tonara che riparte con Sau, alza la sfera di prima intenzione Pili, un pallonetto difficile da leggere per Calaresu che viene anticipato, Bodano riesce solo a toccare, ancora il Tonara che si propone con Sau, Azzori a mettere ordine, trova sulla sinistra il pallone in direzione di Enrico Pili, il cross al centro a cercare Sanna che si prodiga nel tentativo di raggiungere la sfera, non ci riesce però, e Tonara che riesce comunque a portarsi con grande insistenza dalle parti dei Serventi. Bella partita fino a ora qui al campo Sunuradze, 0-0, ma non sono mancate le azioni pericolose da una parte e dall'altra, anche se va detto che il Tonara è stato molto più pericoloso in queste primissime battute. Ancora Azzori che prova a disegnare una trama offensiva, bello lo scambio a cercare ancora il numero 9 Enrico Pili, si gira il numero 11 Calaresu, non riesce però a trovare il dialogo con i compagni. A buon gioco allora a recuperare la difesa del Siliqua, il pallone a cercare Mameli che si appoggia dalle parti di Picciau, manovra Picciau a cercare Cacciuto, la gabbia su Cacciuto che riesce comunque a rimediare, un calcio di punizione con grande esperienza su di lui. L'intervento falloso era del numero 4 del Tonara, il capitano Pili. E allora calcio di punizione da zona centrale per il Siliqua, posizione invitante anche per una conclusione a rete per Picciau. Sistema la barriera Michele Pili, a tutta l'area di cercare la conclusione in porta. Picciau si avvicina sulla zona delle operazioni anche un altro specialista come Giandon, ma sarà Picciau a battere. Il fischio dell'arbitro, parte Picciau con il destro, la parata sicura da parte di Pili, pallone che rimbalza davanti all'estremo difensore del Tonara che non viene però ingannato e fa sua la sfera con grande sicurezza. Qui il rilancio lungo a cercare Calaresu, non può intervenire Calaresu, fallo laterale però per il Tonara che rimane in azione, in proiezione offensiva con Sciolla che avanza di qualche metro, cerca la collaborazione di qualche suo compagno, qui si gira bene, si trattava del numero 9 Pili che lamentava un intervento irregolare ai suoi danni, il fischio però che non arriva da parte del signor Scifo di Nuoro, rimane a terra Pili che si rialza, però in questo momento non è necessario l'intervento dei sanitari, tanto qualche giocatore del Siliqua va già a dissetarsi. Stavamo accennando prima al gran caldo che si fa sentire anche qui ai piedi
del Gennargentu, palla restituita con grande sportività all'indirizzo dell'estremo difensore del Siliqua Serventi. Rilancio lungo di Serventi, 27esimo di gioco, interviene la difesa del Tonara. Pili si gira, prova a dialogare l'altro Pili, Enrico. Qui la palla sradicata dai piedi e può ripartire il Siliqua, cercava un fallo e lo ottiene Meloni che era riuscito con il tocco a anticipare il suo marcatore. Il fallo ai suoi danni e respira allora il Siliqua con il calcio di punizione già battuto da Picciau. Ora Giandon a cercare Farris, il suggerimento all'interno dell'area, provava a smarcarsi Cacciuto. Qui il duello interessante tra Giandon e Calaresu, uno dei temi più interessanti di questa partita. Si impegna Calaresu e riesce a mettere pressione alla difesa del Siliqua, che si rifugia a sua volta in fallo laterale. Diciamo, tema molto interessante tra un solido difensore molto esperto nella categoria come Gianmarco Giandon e Simone Calaresu, uno dei bomber di questo campionato di promozione. Qui prova a destreggiarsi Sanna, non riesce però a controllare la sfera che si spegne oltre la linea di fondo. Dunque rimessa dal fondo per Serventi. Ci avviciniamo allora alla mezz'ora di gioco, sempre 0-0 qui al campo Sunuradze tra Tonara e Siliqua, semifinale playoff del campionato di promozione. Andiamo a ricordare allora quelle che sono le altre sfide di oggi. L'altra semifinale playoff, lo abbiamo detto, tra Cosmoto Monastir e Dorgalese, con fischio di inizio alle ore 17. Intanto seguiamo questa azione d'attacco da parte di Pili, fermato però molto bene da Gianmarco Giandon, che ha già rilanciato lungo all'indirizzo di Cacciuto. Ha anticipato molto bene qui il break da parte del numero 6 del Tonara, si tratta di Claudio Sau. Dicevamo, l'altra semifinale tra Cosmoto Monastir e Dorgalese, tempo di play out anche in campo oggi. Atletico Narcao e Serramanna da una parte, Codrongiano e Ozierese dall'altra. Qui la sponda di testa interessante, il pallone per Contu al limite dell'area, si lotta sulla tre quarti, ne esce però col pallone tra i piedi il Tonara. Fermata l'azione offensiva qui, in bello stile, ineccepibile dal punto di vista tecnico la giocata di Enrico Pili. Riparte allora l'azione del Tonara dei piedi esperti di Azzori. Palla a cercare sulla sinistra ancora il numero 5 Podie che cerca la collaborazione del numero 11 Calaresu fermato irregolarmente sulla tre quarti e calcio di punizione da zona particolarmente invitante per il Tonara. Siamo sulla tre quarti, posizione leggermente decentrata verso sinistra. Antonio Pili e Azzori già sul punto di battuta, c'è anche in realtà il numero 7 Giuseppe Sau. Sarà però con tutta probabilità Antonio Pili a battere con il destro. Vedremo allora se il capitano del Tonara sceglierà la conclusione diretta in porta oppure il suggerimento al centro dell'area, dove si sono portati Sanna e anche il bomber Calaresu. Il fischio dell'arbitro, parte Pili, la traiettoria che incoccia sulla barriera del Siliqua. Allora calcio d'angolo per il Tonara, che prosegue nella sua pressione offensiva. Azzori al piccolo trotto ne approfitta anche per respirare un po' il playmaker del Tonara. Palla che arriva un po' a rilento, ce la fila intanto a ridosso delle panchine per andare a raccogliere una borraccia d'acqua. Arriva finalmente il pallone all'indirizzo di Azzori, che era andato però a recuperarlo a ridosso della tribuna. Ne approfittano, dicevamo, le squadre per respirare un pochino.
tutto pronto ora per la battuta del corner, tutta la batteria dei saltatori del Tonara a ridosso dell'area piccola, un po' di indecisione da parte di Serventi che stava per combinarla grossa, l'ultimo tocco però secondo la terna arbitrale è stato di un giocatore del Tonara e si riprenderà dunque con una rimessa dal fondo da parte di Serventi. C'è il tempo intanto per sottolineare la bellissima cornice, dicevamo, che ci ospita quest'oggi qui il campo Sunuraze di Tonara, recentemente ristrutturato, davvero un gioiellino con tanto di tribuna coperta e panorama del paese sullo sfondo. Qui l'intervento falloso ai danni di Giuseppe Sau, quando abbiamo già abbondantemente superato la mezz'ora di gioco. Punteggio invariato 0-0 tra Tonara e Siliqua. La manovra del pacchetto arretrato del Tonara, ora riceve Sanna che si gira in bello stile, ancora Sanna prova a dialogare, arriva ora Pili, prova il tocco dentro a cercare ancora Sanna, palla ribattuta, l'anticipo ai danni di Cacciuto e subisce anche il fallo il numero 6 Claudio Sau, molto bravo qui nell'anticipare Cacciuto che andava a prendere posizione con il fisico. Ha rimediato anche un fallo il numero 6 in maglia rossonera, calcio di punizione allora per il Tonara che rimane in zona d'attacco, si vede poco e per lo più in contropiede il Siliqua. La battuta di Azzori, l'anticipo di testa da parte di Bodano, sbaglia tutto però Picciau e a gioco facile il Tonara a recuperare con il numero 5 Poddia. Ora c'è spazio per Antonio Pili, palla al piede, Antonio Pili evita l'intervento di Bodano, prova però la conclusione con il sinistro, una ciabattata controllata direttamente con i piedi da parte di Serventi che ha già rilanciato all'indirizzo di Bodano, Bodano che rischia sulla pressione, riesce a servire Mameli. Ora il numero 7 Meloni che porta palla e cambia gioco intelligentemente dall'altra parte dove arriva Farris, ampie falcate per Farris contro Pili, ancora Farris lo sfida il Siliqua che si propone il cross al centro ribattuto da Pili, ancora Farris che prova il tiro, anzi si trattava del numero 11 Amorati che agisce sulla zona di sinistra, il tentativo coraggioso con il sinistro, palla ampiamente fuori, nessun problema allora per Michele Pili che può battere la rimessa dal fondo con tutta calma. Il rilancio lungo da parte di Pili a cercare Sanna, non riesce però a controllare la sfera, riparte il Siliqua con prima Contu, poi Amorati, la ribattuta della difesa del Tonara, si gioca a ping pong tra le due difese, riesce il Siliqua a venirne fuori con un fallo laterale. Si porta Mameli sul punto di battuta, ancora Fumogini, la torsida del Tonara che non smette nemmeno per un attimo di sostenere i propri beniamini. Pieno, lo abbiamo sottolineato più volte, in ogni ordine di posti, il campo Sunuraze. È pronto Mameli, il passaggio in direzione di Picciau, spalle alla porta a Picciau, si appoggia ancora dalle parti di Mameli, ribattuta, ora Calaresu sulla sfera, Pili attaccato da due avversari, Ucheddu all'indietro in direzione di Serventi, il rilancio lungo da parte di Serventi, Azzori, il break di Azzori, si appoggia a Pili, ancora Azzori. Alza la palla Azzori, qui voleva un fallo il numero 11 Bomber Calaresu, fischio arbitrale che però non arriva, allora rallenta un po' il gioco il Siliqua con Serventi. Ora Giandon allarga sulla sinistra dove agisce il numero 3 Farris, esterno di sinistra della formazione ospite.
allenata da mister Piras. Qui il suggerimento al centro dell'area, a metà strada tra Amorati, scusate, e Cacciuto. Nessuno dei due può intervenire, dicevamo in fase di presentazione con il presidente Collu. Siliqua che ha dovuto fare i conti anche con un cambio in panchina. Intanto torniamo in cronaca con il numero di Calaresu. Torneremo sull'argomento più tardi. Seguiamo intanto Pili che si libera, tiro cross intanto con il destro, palla che attraversa tutto lo specchio della porta senza... Palla che dicevamo attraversa tutto lo specchio della porta e si spegne sul fondo senza che nessun attaccante del Tonara riesca a intervenire. Dicevamo del cambio in panchina nel corso del girone d'andata per il Siliqua. Siliqua che ha sostituito mister Titti Podda con mister Piras, che ha guidato la formazione del presidente Collu in questa grande cavalcata. Il Siliqua che aveva sfiorato lo scorso anno i playoff, era giunta al quarto posto finale. Playoff dunque solo sfiorati. Qui l'azione intanto di Calaresu, sono invece la formazione del Siliqua, è riuscita ad agguantare i playoff. Prova a destreggiarsi intanto Calaresu. Ora Sanna controlla spalla alla porta in mezzo a due, riesce a recuperare il Siliqua, spazza via Contu a cercare Cacciuto, su di lui ancora molto bravo Claudio Sau. Riparte allora Azzori. Sventaglia da quest'altra parte dove agisce Podie. Podie avanza allo spazio. Palla per Calaresu, Calaresu però controllato da Uchedu, attenzione però al Tonara che è ancora lì. Azzori, ancora Azzori, palla in verticale a innescare Pili, si gira Pili, controllato dal numero 5 Bodano che prova a soffiargli la sfera. Qui c'è il fallo di Bodano che esagera nella pressione. È molto bravo qui Enrico Pili a guadagnarsi questo calcio di punizione. Posizione invitante e interessante sia per Azzori che per Capitan Pili. Entrambi infatti sono sul punto di battuta. Stavolta Azzori sembra il giocatore deputato alla battuta. Foltissima la barriera disegnata da Serventi. 40esimo di gioco. Punizione allora per il Tonara. Parte Pili, la palla sopra la barriera e anche sopra la traversa. Nulla di fatto allora per il Tonara. Non è riuscito a sfruttare questo calcio di punizione da posizione molto interessante. E prende coraggio anche il pubblico ospite che ora incita la propria squadra. E parliamo allora anche della stagione del Tonara. Tonara che ha ottenuto, l'abbiamo detto, il secondo posto nel girone B alle spalle della corazzata Atletico Uri, che ha vinto il campionato con ampio margine, 71 punti contro i 61 del Tonara. Tra l'altro sul nostro canale YouTube trovate ben due sfide giocate dall'Atletico Uri in questo campionato, una proprio contro il Tonara, l'altra la festa promozione contro il Sorso. Dicevamo del Tonara, 61 punti in stagione regolare, 18 partite vinte, 7 pareggiate, 5 sconfitte, 52 gol fatti, 33 gol subiti, la migliore difesa del torneo. L'abbiamo visto anche oggi fino ad ora, ermetica la gabbia su Cacciuto. Qui controllato ancora molto bene, cercava un fallo però stretto nella morsa dei difensori del Tonara, non riesce a ottenere il fischio arbitrale. Il bomber del Siliqua, Cristian Cacciuto, si lamenta con ampi gesti all'indirizzo del signor Scifo. Rilancio lungo da parte di Michele Pili, si lotta con il fisico qui tra Bodano e Calaresu, riesce a ottenere il fischio arbitrale il bomber del Tonara.
calcio di punizione di cui si incarica ancora Azzori. Azzori è arrivato a stagione in corso dal Selargius di Karel Zeman, da essere uno degli elementi di maggiore esperienza del Selargius di Karel Zeman, andato via a stagione in corso, è andato a rinforzare il Tonara. La battuta lunga da parte di Serventi, svetta di testa a Claudio Sau. Riparte Azzori, il lancio lungo a cercare Calaresu, è buono il pallone per Calaresu, il tocco di Calaresu e il miracolo da parte di Serventi in uscita ha ipnotizzato Calaresu, che cercava di beffarlo con il tocco sotto. Bella qui l'uscita da parte del portiere del Silico, è bello anche il pallone in verticale a smarcare Calaresu. Da bomber consumato ha provato a segnare con il tocco di giustezza. Altra nitida occasione per il Tonara, quarta occasione nitida dunque per la formazione di casa, che sta producendo il massimo sforzo per andare in vantaggio. Qui bella giocata da parte del numero 7 Meloni, sul quale c'è però il ritorno di Ferreri, che fa ottima guardia. 43 minuti di gioco nel corso del primo tempo. Picciau prova il cross al centro, il colpo di testa ribattuto, attenzione a Bodano con il sinistro, palla smorzata. Qui la difesa del Tonara aveva concesso troppo spazio al difensore del Siliqua, che non si è fatto pregare per sferrare il sinistro di prima intenzione. Palla smorzata però dalla difesa del Tonara. Qui capisce tutto il numero 7, si tratta di Giuseppe Sau. Ancora Ferreri, l'altro numero 2 sulla sfera, si tratta di Mameli. Fischio arbitrale a premiare la difesa del Tonara. Dunque battute finali di questo primo tempo, 0-0 qui al campo Sunuradze. Directasport.it, sardegnasport.com a raccontarvi la semifinale playoff del campionato di promozione. Azzori sulla sfera, suggerimento in verticale, il tacco a liberare Sanna, attenzione a Sanna, entra in area Sanna, il pallone sul quale svetta, o meglio pallone che riesce a mettere fuori Gianmarco Giandon. Attenzione a Pili però al limite dell'area, palla dentro ancora per Pili, prova a girarsi Pili, il duetto con Calaresu. Calaresu ancora nel possesso della sfera, si gira però arriva ancora Giandon, ma attenzione perché non è finita. Tonara ancora sulla sinistra, palla che controlla il numero 10 Cristian Sanna. Sanna contro Mameli, prova a mettere in mezzo il cross col sinistro, mette fuori senza fronzoli Ucheddu, palla direttamente in fallo laterale, rimane in attacco allora il Tonara con la battuta del fallo laterale già effettuata con Sau. Lo scambio con Azzori e arriva qui il duplice fischio del signor Scippo di Nuaro, scusate, dopo 45 minuti di gioco. 0-0 tra Tonara e Siliqua qui al campo Sunuradze. Tornano in campo le due squadre per la ripresa del gioco, 0-0 dopo i primi 45 minuti tra Tonara e Siliqua. Intanto siamo ben contenti di darvi anche, o meglio di dare voce a un ringraziamento che la società del Tonara vuole rivolgere alla società del Gadoni, perché 10 ragazzi, 10 bambini meglio di Gadoni nel corso di questa stagione hanno partecipato alle attività della società del Tonara che vuole dunque ringraziare la società del Gadoni. È riniziata intanto la partita, subito una rimessa dal fondo di cui va a incaricarsi Serventi. Rilancio lungo da parte di Serventi, diamo il via anche al nostro cronometro. Qui il fallo intanto a ridosso del cerchio centrale di centrocampo.
E calcio di punizione in favore del Siliqua, la sventagliata sulla sinistra a cercare Farris, mette palla a terra Farris, appoggia all'indietro in direzione di Gianmarco Giandon, la sventagliata di Giandon, buca l'intervento il difensore del Tonara in maglia numero 3 Sciolla, riesce comunque a recuperare ma la palla è nuovamente nei piedi di Bodano, sradicata dal numero 7 Sau che lamentava un colpo al volto. Si continua a giocare, la palla per Pili, il suggerimento per Sanna, il tiro di Sanna, la ribattuta e il gol del Tonara. Il Tonara passa subito dopo un minuto di gioco. Il gol di Pili, Enrico Pili, il numero 9 in maglia rossonera, sulla ribattuta di Serventi come un falco. Enrico Pili è il vantaggio del Tonara. 47 minuti di gioco, la formazione di casa in vantaggio. Il diagonale di Sanna, la ribattuta di Serventi e poi Enrico Pili a mettere in rete. Vantaggio del Tonara qui al campo su Nurazza. Allora il risultato, scusate, è cambiato. Tonara in vantaggio sul Siliqua. E ora si fa dura per la formazione allenata da mister Piras. Tonara ancora in avanti con Sanna che si gira, tiene il pallone lì, attende la collaborazione da parte di Sciolla. Sciolla prova a suggerire nuovamente in direzione di Sanna che cade a terra, rimessa in gioco allora per il Siliqua. L'intervento ancora a premiare Sanna che riesce ad aprire in direzione del numero 7 Sau che avanza, Pili il sinistro dopo il controllo con il destro, la parata ancora da parte di Serventi, spumeggiante davvero il Tonara in questo avvio di secondo tempo. Prima il vantaggio a opera di Enrico Pili, poi ancora un'altra occasione, stavolta sui piedi invece di Antonio Pili. Vedremo allora quale sarà la reazione del Siliqua che prova ad andare dal bomber Cacciuto. Qui ottima la guardia difensiva eretta dal Tonara e rimessa dal fondo, di cui si incarica Michele Pili. Lo stop di petto, prova a ripartire il Siliqua. Il suggerimento però troppo lungo in direzione di Farris, palla che si spegne oltre la linea laterale. Quinto minuto del secondo tempo qui al campo su Nurazze. Tonara 1, Siliqua 0, è la semifinale playoff del campionato di promozione regionale. Calaresu, bel gioco di gambe, vince anche un rimpallo, si appoggia in direzione di Giuseppe Sau che avanza, attende la collaborazione di Podie che poi prova a mettere in mezzo, palla che si spegne oltre la linea di fondo campo. È rimessa in gioco dunque la battuta lunga da parte di Serventi. Prova la sponda a Cacciuto, non riesce però a toccare il pallone, senza Fronzoli. Sciolla direttamente in fallo laterale dall'altra parte. Ovviamente il Tonara ora è in posizione di grande forza, scusate, la formazione di mister Lello Floris, che può avvantaggiarsi di 2 risultati su 3, anche il pareggio infatti andrebbe bene al Tonara in vantaggio. Qui il fallo, la trattenuta di maglia ai danni di Azzori.
fallo di Picciao che rischia anche l'ammonizione dopo la trattenuta di maglia. Il signor Scifo che però decide di tenere in tasca il cartellino. Allora riprende l'azione del Tonara che riparte da dietro, ritmi bassi. Qui Calaresu ha provato a girarsi, non è riuscito però ad addomesticare la sfera. Parte il Siliqua qui con Meloni, Capitan Meloni riesce ad appoggiare centralmente in direzione di Contu. Contu avanza, va a cercare sulla sinistra Amorati al centro, ancora per Picciao, tra le linee Picciao prova a liberarsi, chiama in causa ancora Farris, si libera con un bel colpo di tacco Farris, però non riesce a proseguire nella propria azione d'attacco il Siliqua che ora ci riprova con Bodano, fermato irregolarmente secondo l'arbitro dal numero 7 del Tonara, Giuseppe Sau. E calcio di punizione a ridosso del cerchio centrale del centrocampo, già battuto dal Siliqua. La palla calciata con il destro, tentativo piuttosto pretenzioso da parte di Gianmarco Giandon, palla svirgolata e ampiamente fuori alla sinistra di Michele Pili. Michele Pili che con tutta calma può andare a incaricarsi della rimessa dal fondo. Intanto vediamo già 3 elementi della panchina del Tonara che vanno a riscaldarsi. Vedremo quali saranno i cambi effettuati in corso d'opera da parte dei 2 allenatori. Qui Sau appoggia all'indietro per Azzori che allarga sulla sinistra per Podia, ancora Azzori di prima intenzione con il sinistro, chiama in causa Calaresu che prova a tenere in campo un pallone difficile, riesce solo per un attimo a farlo passare in mezzo alle gambe di Ukeddu, palla però che era già uscita, allora rimessa in gioco dal fondo per il Siliqua. 7° minuto di gioco nel corso del secondo tempo, 1-0 per il Tonara qui al campo Sunuradze. Ancora fumogeni, si accende ulteriormente la torsida del Tonara, davvero uno spettacolo, la tifoseria di casa, uno spettacolo che è difficile vedere sui campi di promozione e non solo. Era un entusiasmo contagioso, ma torniamo in cronaca per assistere a questo tentativo offensivo da parte del Siliqua che beneficia di un calcio di punizione dalla destra. Come al solito Picciao sulla sfera, la battuta di Picciao, il cross al centro a cercare anche in questo caso Gianmarco Giandon. Palla debole, a gioco facile, allora Michele Pili a recuperare il pallone, a rilanciare lungo, a cercare Calaresu, prova a saltare Calaresu, il tocco di mano, non c'è nessun fischio dell'arbitro, arriva sul pallone Azzori che allarga sulla sinistra, arriva Podia, lo scambio centrale ancora per Pili, qui l'intervento falloso e arriva il calcio di punizione, non solo, anche l'ammonizione all'indirizzo di Mattia Bodano, primo ammonito di questa partita. Allora il giocatore in maglia numero 5 originario di Bakuabis, e il Tonara che beneficia di un calcio di punizione. Siamo sulla tre quarti, posizione leggermente decentrata verso sinistra, al solito Antonio Pili e Azzori sul pallone. Anche in questo caso sembra Capitan Pili il maggiore indiziato per la battuta a rete. Calaresu minaccioso in area di rigore, controllato a uomo da Ukeddu. Barriera 5 disposta da Serventi. Decimo della ripresa, 1-0 per il Tonara, il fischio dell'arbitro, parte Pili, il tiro e l'incrocio dei pali pieno, poi il tentativo in rovesciata da parte di Calaresu, nulla di fatto, ma che pennellata da parte di Antonio Pili, punizione magistrale del capitano del Tonara che ha disegnato una parabola con il destro, palla che è andata a stamparsi sull'incrocio dei pali, e Tonara allora che legittima il vantaggio con il suo capitano
attenzione al Tonara ancora con Calaresu che si gira, qui c'è il fallo però ai danni di Mattia Bodano che ha già battuto il calcio di punizione cercato sulla destra il numero 7 Meloni che prova a incunearsi in aria, il cross al centro, palla ribattuta in calcio d'angolo allora per il Siliqua che prova a rispondere, si sbraccia in panchina mister Piras, molto più composto invece Lello Floris, chiamato alla battuta del corner il numero 8 Contu che arriva, Bodano, Giandon, Cacciuto e Amorati in area di rigore, arriva Mameli che prova a crossare al centro, palla per Giandon, appoggia all'indietro in direzione di Bodano, capisce tutto però Sauer, allora riparte il Tonara con la posizione che è irregolare però, irregolare la posizione di Simone Calaresu e calcio di punizione con Giandon che avanza rubando qualche metro, fa rettificare allora la posizione il direttore di gara, protesta con ampi cenni Bodano che è già ammonito e deve stare attento, vuole evitare la seconda sanzione. Qui Farris al centro mette fuori la difesa del Tonara, attenzione perché Calaresu ancora a caccia della sfera, riesce ad arpionarla, ancora Calaresu che si gira, Calaresu cerca lo scambio con Pili, tentativo abbastanza difficile, attenzione qui perché aveva vinto il rimpallo Calaresu con il braccio, però il suo tocco secondo il direttore di gare, dunque calcio di punizione in favore del Siliqua, calcio di punizione di cui va a incaricarsi direttamente l'estremo difensore Serventi. 13 minuti nel corso del secondo tempo, 1-0 per il Tonara, il gol di Enrico Pili, fino a questo momento match winner della sfida. Partita ancora lunga però, allora il Siliqua vuole crederci, palla per Amorati, tutto solo, che occasione fallita da parte del Siliqua al 13° del secondo tempo, dimenticato Amorati sulla sinistra, tutto solo, si è incartato però al momento della battuta di prima intenzione, palla direttamente fuori e prima vera occasione forse di questa partita per il Siliqua sui piedi del numero 11 Amorati. Rilancio lungo da parte di Michele Pili, svetta di testa a Giandon, arriva Sau, Azzori guarda avanti, verticale per Pili che cercava Calaresu, Calaresu che non era partito però, allora riparte il Siliqua invece con bomber Cacciuto, è solo Amorati, non lo vede Cacciuto, prova ad andare tutto solo Cacciuto, buono però l'intervento in seconda battuta da parte del numero 3 Sciolla, se non ho visto male, e calcio d'angolo ancora per il Siliqua che prova a farsi vedere nuovamente in avanti dalle parti di Pili, calcio d'angolo di cui va a incaricarsi il numero 10 Picciau. Sono affidati ai suoi piedi tutti i calci piazzati del Siliqua, ci si smarca in area, il pallone disegnato da Picciau, batti e ribatti, prova a risolvere il numero 5 Poddia, e ancora Siliqua che rimane in zona d'attacco, Picciau a cercare Giandon che si è portato in attacco in posizione di vero e proprio centravanti, quel fallo da dietro piuttosto evidente ai danni di Azzori, e calcio di punizione per il Tonara che può respirare dopo qualche istante di sbandamento. Ripercorriamo allora quelle che sono state le ultime stagioni del Tonara. Prima però c'è da seguire questa azione da parte di Cristian Sanna, palla al centro a cercare Calaresu, bella azione da parte di Sanna che si era liberato sulla destra, cross però
sbagliato, capisce tutto la difesa del Siliqua che mette fuori. Dicevamo Tonara che arriva tra l'altro a questa sfida con 11 risultati utili in fila, un'autentica scalata quella operata negli ultimi anni dalla formazione rossonera che nel 2013 ha vinto il campionato di prima categoria. L'anno successivo è retrocessa dal campionato di promozione ma è riuscita a mantenere la categoria grazie al ripescaggio. Il 2014 è stato invece l'anno della vittoria in Coppa Italia nella finale indimenticabile contro il Lanusei, e in questa stagione a cavalcata travolgente che ha portato la formazione barbaricina al secondo posto in stagione regolare alle spalle dell'invincibile Atletico Uri. E ora i playoff che potrebbero regalare alla squadra di Mister Floris il sogno della promozione in eccellenza regionale. Qui prova a dialogare il Siliqua sulla sinistra, arriva Meloni ma è davvero bravo in scivolata Claudio Sau, il numero 6 Claudio Sau, che accusa anche crampi. Ha corso tanto il difensore del Tonara, molto attento nella gabbia eretta ai danni di Cristian Cacciuto. Qui i crampi, va in suo soccorso direttamente Capitan Pili e si salta qui sugli spalti del campo Sunuraze. Entusiasmo travolgente mentre arrivano i soccorsi per Claudio Sau. Grande caldo e anche la fatica di una stagione che sta andando giocoforza a concludersi per entrambe le formazioni. 170 spettatori sembrano in Villa Cinecittà. Può riprendere finalmente il gioco. Rimessa in gioco di cui si incarica Picciau a cercare la testa di Giandon, mette fuori Sau e ancora lì il Siliqua con Farris. Ora Meloni va sulla destra, prova a destreggiarsi Bomber Cacciuto che cade in area, non abbocca però il signor Scifo. Ha provato a cercare il contatto Cristian Cacciuto, non c'è però il fischio arbitrale. Intanto Sau non è in grado, Claudio Sau non è in grado di riprendere il gioco, dovrà uscire il giocatore in maglia numero 6 rosso-nera. Ha chiamato il cambio, sta già provvedendo Mister Floris, che ha già chiamato vicino a sé un giocatore, vedremo di chi si tratterà. Intanto seguiamo l'azione di Enrico Pili, porta appresso due giocatori, spazza via Giandon a cercare ora Cacciuto, allarga sulla sinistra per Amoratti, ha spazio Amoratti che avanza con il destro, cerca il pallone in direzione di Cacciuto, la botta di prima intenzione da parte di Cacciuto, palla ribattuta dalla difesa del Tonara. Palla in avanti a cercare ancora Calaresu che avrà il compito in questo finale di partita di tenere lì qualche pallone. Entrerà intanto per il Tonara, se non vediamo male, il numero 18 Moccia, probabilmente sconsolato Claudio Sau, applaudito però dal suo pubblico che gli porta a conforto. Davvero una buona partita per Claudio Sau, molto attento in fase difensiva, scuote la testa e arriva intanto il cambio autorizzato dalla terna arbitrale. Fuori Claudio Sau e dentro Moccia con la maglia numero 18. Rimessa in gioco per il Tonara. Azzori appoggia all'indietro direttamente in favore dell'estremo difensore Michele Pili.
da un Pili all'altro. Ora il pallone nei piedi di Antonio Pili, che lancia a lungo a cercare Calaresu nel duello fisico, però con Ucchedu non riesce ad avere la meglio, e pallone già rimesso in gioco in direzione di Mameli. Qui il contrasto con Meloni messo a terra, calcio di punizione in favore del Siliqua. Siamo quasi alla metà del secondo tempo, 1-0 per il Tonara, lancio lungo, fa buona guardia Michele Pili, che abbranca la sfera in uscita. Rilancio lungo da parte dell'estremo difensore del Tonara, qui è bravo ad arpionare il pallone Calaresu che ha provato poi a scatenare Sanna, giocatore classe 1992, cresciuto nel vivaio del Cagliari, talentuoso trequartista del Tonara, giunto a stagione in corso. Messa in gioco da parte del Siliqua con Farris, palla ribattuta, allora situazione che si ripete, ancora Farris, cerca Moratti, qui l'intervento duro di Contu, che lamentava anche un fallo ai suoi danni, impassibile però il signor Scifo. Manovra ancora il Tonara, qui guadagna un fallo laterale da buona posizione il match winner fino ad ora di questa partita. Pili non ha fretta ovviamente, Sciolla che rimette ora in gioco proprio in direzione di Sanna che prova a destreggiarsi contro due avversari, il ritorno però di Farris che guadagna allora una rimessa dal fondo. 23 minuti di gioco nel corso del secondo tempo qui al campo Sunuradze, 1-0 per il Tonara sul Siliqua. Directasport.it e sardegnasport.com a offrirvi il grande calcio di promozione. Il Siliqua che prova con generosità ancora a farsi in avanti. Farris, ora Contu che prova ad andare e guadagna un fischio arbitrale, ha ricevuto una pallonata sul ventre Contu, che riprende però prontamente il gioco. Calcio di punizione allora dalla sinistra in favore del Siliqua, destro di Picciau pronto a mettere in mezzo. Vediamo Cacciuto controllato da Pili, a Moratti, anche Bodano e Giandon al centro dell'area, il pallone Sbilenko, palla messa fuori. Calaresu prova ad avventarsi, prova a tenere in campo, Giandon ci riesce. Ora Bodano si libera, palla sul sinistro, il tiro di Bodano e la parata a terra senza difficoltà. Michele Pili che mette palla fuori per permettere i soccorsi ad Azzori, dovrebbe trattarsi del numero 8 del Tonara. Azzori è rimasto a terra, nulla di grave per il giocatore ex Selargius che può riprendere il gioco. Pili con tutta calma rimette in gioco il pallone. Ucchedu svetta di testa. Ora la spinta del numero 7 Meloni a centrocampo. Calcio di punizione per il Tonara. La battuta di Azzori, palla sulla sinistra a cercare Pili. Pili che non può ricevere però questo pallone è troppo lungo. Tonara che però non può permettersi di abbassare troppo l'intensità
Il rischio è quello di concedere troppo campo al Siliqua che ora va in avanti, verticalizzazione a cercare Cacciuto, buona guardia però della coppia difensiva, qui rischia un po' Pili con il palleggio, Tonara che ne viene però fuori, qui altri crampi, proprio Pili, dovrebbe trattarsi proprio di Enrico Pili, abbiamo detto e ripetuto, il grande caldo e i crampi. Si trattava di Poddia, giocatore in maglia numero 5. Poddia che però può riprendere il gioco e va a toccare in fallo laterale questo pallone. Il colore argentato dei numeri di maglia del Tonara talvolta non ci agevola nel compito di riconoscere i numeri. Attenzione però a questa azione del Siliqua, si lotta a ridosso del limite dell'area, mette fuori numero 7 Sau, Giuseppe Sau. Fallo laterale allora per il Siliqua. Sta per arrivare un altro cambio, nuovo cambio, il secondo per il Tonara. Vedremo di chi è il giocatore a uscire. Entra intanto, è uscito Poddia con il numero 5 ed è entrato il numero 10. Vedremo di chi si tratta. Appena possibile cercheremo di riconoscere il numero 16. Il numero 16, si tratta di Mura, che nella nostra distinta aveva il numero 19. E infatti ora lo vediamo. In maglia numero 16 si tratta di Francesco Mura. E dunque andiamo a correggere anche la nostra formazione. Numero 16 Francesco Mura che prende posizione in campo sulla destra, scusate. Qui intanto viene comandato un calcio di punizione per il Tonara che può avanzare con Azzori. Azzori sulla sfera, sistema il pallone con cura. Ovviamente è diminuito il numero dei giocatori del Tonara che si fanno in avanti in occasione dei calci da fermo. Qui la battuta con il destro da parte di Sanna che impegna Serventi, lo costringe a un intervento. Siliqua qui in avanti con poco però costrutto, questo pallone sparato in direzione di Contu che non può ricevere, l'arbitro che chiama il pallone che arriva in questo momento. Fallo laterale allora per il Tonara quando siamo giunti al 29esimo della ripresa, 1-0 il punteggio in favore della formazione di casa. Il gol realizzato al primo minuto del secondo tempo da Enrico Pili che ha freddato Serventi dopo il diagonale destro di Cristian Sanna. Qui qualche discussione. Francesco Mura però è pronto alla rimessa in gioco. Sanna ha provato a prolungare la traiettoria, qui controlla Cacciuto, ora arriva Picciau. Picciau scambia bene con Cacciuto, pallone di ritorno, Picciau che cade a terra, non c'è il calcio di punizione e fallo laterale invece per il Siliqua, si lamenta Picciau. Voleva un calcio di punizione l'esperto giocatore del Siliqua, qui anche Giandon va a discutere con il primo assistente. Pronto Farris, il tacco di Picciau, prova a tornare sul pallone il fantasista del Siliqua.
qui la spinta di Farris, non fallosa secondo il direttore di gara. Riparte il Siliqua, Azzori in 2 tempi, palla deviata fuori. Farris, ennesimo fallo laterale battuto. Bodano, ancora Farris sulla sinistra, fronteggiato da Mura, prova a sradicargli il pallone, Mura non ci riesce, il cross al centro e Pili che pasticcia il gol del pari del Siliqua. Incredibile quello che è successo, il gol realizzato dal numero 7 Meloni, una palla che sembrava innocua messa al centro dalla sinistra, il pasticcio che ha visto coinvolto il portiere Michele Pili, è tutto solo. Meloni non ha potuto esimersi da mettere in rete il pallone e allora al 31esimo del secondo tempo è parità qui al campo Sunuradze di Tonara, 1-1 tra Tonara e Siliqua. Io devo andare in bagno. 1-1 dicevamo tra Tonara e Siliqua. Il gol di Enrico Pili in apertura di primo tempo e ora il pareggio di Meloni. E si scuote allora il pubblico di casa, mentre quello ospite chiede a gran voce la riscossa dei propri beniamini. Lo ricordiamo, al Siliqua serve assolutamente la vittoria, invece al Tonara può andare bene anche un pareggio, però al termine dei 120 minuti, infatti con questo punteggio si andrebbe ai tempi supplementari. Qui Bodano dialoga con Contu, si cercava Picciau tra le linee, attenzione al contropiede del Tonara con Sanna prova a eludere la guardia di Contu che commette un fallo tattico e viene giustamente sanzionato con il cartellino giallo, secondo cartellino giallo all'indirizzo dei giocatori del Siliqua. Il primo era stato Mattia Bodano e ora invece è Contu a finire sul taccuino dei cattivi. Fallo tattico a fermare la ripartenza di Cristian Sanna. Cambio intanto per il Siliqua, richiamato in panchina Mattia Bodano ed entra in campo dicevamo con il numero 11 Allora c'è stato qualche problema tecnico, riepiloghiamo la situazione. Tonara che ha effettuato una sostituzione. È entrato De Ligia per il Tonara, è appena possibile, cercheremo di risalire anche al cambio del Siliqua che ha fatto uscire Mattia Bodano. Qui intanto pasticcia un po' Serventi e concede un calcio d'angolo. Allora il nuovo ingresso per il Siliqua è il numero 18, si tratta di Azzeni. Dunque fuori Bodano e dentro Azzeni per il Siliqua. Dall'altra parte invece dentro è uscito Chicco Pili ed è entrato De Ligia. Calcio d'angolo in favore del Tonara dalla sinistra, palla al centro, sotto porta, non riesce nella deviazione vincente e poi il tentativo in acrobazia. Calaresu ha provato a risolverla con un numero di prestigio, palla però alta sopra la traversa della porta difesa da Serventi. Registriamo allora la risposta del Tonara al 35esimo con la rovesciata di Calaresu. 10 minuti al 90esimo. Il Tonara che risponde al pari del Siliqua con il gol di Meloni. Pareggio del Siliqua che è giunto al 31esimo di gioco. Siliqua allora
che si riporta in avanti. I due tecnici ora dovranno anche tenere conto dell'eventualità che la partita, insomma, possa durare anche 120 minuti. Qui comandato un calcio di punizione in favore del Tonara. Il nuovo entrato qui, si tratta proprio del numero 15 Deligia che ha preso il posto pochi istanti fa di Chicco Pili. Deligia, giocatore originario di Sorgono, in maglia numero 15. Rimane a terra intanto Ucheddu che si rialza, zoppica però vistosamente. Ed è già pronto il cambio. Uscirà Ucheddu. E vedremo allora chi sarà ad entrare per la formazione di mister Piras appena si girerà in favore di telecamera. Si tratta del numero 15 Claudio Di Meglio. Claudio Di Meglio allora in campo per il Siliqua, difensore anche lui originario di Carbonia, tante stagioni al Carbonia. Attenzione a Deligia, intanto si incuna in area di rigore, suggerimento al centro, ribattuto, mette fuori la difesa del Siliqua, torna sul pallone il numero 7, autore del gol del pari, Meloni che caccia in avanti, arriva Contu. Calcio di punizione in favore del Tonara. Sul pallone Azzori, la palla al centro un po' bassa, sulla sfera Mura, poi il tiro coraggioso, il tentativo da parte di Sanna con il destro di prima intenzione, palla fuori. Tonara che però si fa rivedere dalle parti di Serventi. Serventi ora che lascia l'incombenza della rimessa dal fondo a Giandon. Rilancio lungo, totalmente sbilenco, rimessa allora per il Tonara. Palla a cercare proprio Sanna. Rilancia a lungo il Siliqua a cercare Cacciuto. Cacciuto contro Pili, difende il pallone. Cacciuto prova a venire fuori da una situazione intricata. Raddoppiato Cacciuto. Cerca la soluzione personale. Anche qui cercava il fallo. Si sbraccia. Non arriva il fischio arbitrale. Può ripartire il Tonara con Cristian Sanna. Sanna si ferma, attende la collaborazione da parte di Azzori. Deligia, doppio passo contro Mameli. Deligia si ferma, vince anche il rimpallo. Deligia ora si appoggia dalle parti di Sanna. Sanna duetta ancora con Deligia, cerca il passaggio di ritorno e indugia un po' troppo Deligia. Può ripartire allora il Siliqua. Deviazione e fallo laterale. Mameli è pronto sul punto di battuta. Qui arriva la trattenuta ai danni di Picciau. Calcio di punizione allora in favore del Siliqua. Quando siamo giunti al 40° del secondo tempo, Picciau ci si sbraccia in aria, la deviazione di testa da parte di Cacciuto.
che era andato a saltare al pari di Giandon. Stavolta Pili fa buona guardia, lancio lungo da parte di Antonio Pili. Ora Sanna, si ferma Sanna, guarda avanti, palla per De Ligia, attenzione a De Ligia che ha spazio, libera il destro, De Ligia, palla ribattuta per Sanna, Cristian Sanna guarda al centro e la respinta con la coscia da parte di Serventi. In qualche modo riesce a sbrogliare la matassa il portiere del Siliqua con la coscia, abbiamo detto. Calcio d'angolo allora in favore dei padroni di casa, che non si vogliono accontentare del pari che abbiamo detto porterebbe la contesa ai supplementari. Azzori va a recuperare il pallone e osserva già i suoi compagni che si smarcano in area di rigore. La parabola disegnata da Azzori è stavolta buona l'uscita da parte di Serventi, che rilancia subito in favore di Meloni. Meloni, bellissimo il numero, e la palla in verticale per Picciau. Picciau prontamente fermato però dal secondo assistente per posizione di fuorigioco. Qui il direttore di gara Scifo, che si dirige verso la panchina, scusate, del Siliqua. Redarguito mister Piras. E calcio di punizione battuto da Antonio Pili, svetta di testa Gianmarco Giandon. Ora Farris prolunga in fallo laterale, non era pressato. Ora Mura dalle parti di Azzori, ancora Mura, il cross al centro, Giandon mette fuori con la collaborazione del numero 18 Azzeni. Ancora Giandon, prova a sbracciarsi Cacciuto, che va a lottare sulla sfera. Storie tese con Pili, si guardano in cagnesco i due, nulla di che comunque. Entrambi erano andati a usare il fisico nella lotta sul pallone. Fischio arbitrale a premiare la difesa di Antonio Pili. Lancio lungo di Pili, la spinta da parte di Di Meglio, non c'è il fallo però secondo l'arbitro. Si lotta, ora prova a mettere giù Azzori. Azzori per Moccia. Palla dentro, attenzione a De Ligia. Ne viene fuori Mameli, ma il Tonara è sempre lì. Azzori, guarda avanti Azzori. Palla per De Ligia. De Ligia non capisce l'intenzione del compagno e palla che si spegne però lentamente oltre la linea di fondo. Pallone che arriva solo ora, sarà il numero 15 Claudio Di Meglio a incaricarsi della rimessa in gioco. 44esimo nel corso del secondo tempo, 1-1 tra Tonara e Siliqua. Ancora un minuto dunque e incombe su questa partita lo spettro tra virgolette dei tempi supplementari. Quel fallo ai danni del numero 8 Contu. Senza Fronzoli. Mura insiste però il Siliqua, attenzione a Cacciuto, chiama in causa Farris. Farris contro Pili, si libera Farris, molto bene il ritorno di Pili, è falloso. Secondo il direttore di gara addirittura ammonito Antonio Pili. E attenzione al Siliqua che si porta in avanti con il numero 10 Picciau già pronto sul punto di battuta. Va a protestare timidamente Azzori e Siliqua che ci crede. Azzeni, Cacciuto, Amorati sono i giocatori che
vanno a sbarcarsi al pari di Di Meglio in area di rigore, barriera a 2 per Michele Pili. Il fischio di Scifo, tutto pronto per la battuta. Picciau con il destro a mettere al centro, palla irraggiungibile per Azzeni, traiettoria con il destro che si spegne oltre la linea di fondo. Siamo entrati allora durante il tempo di recupero, vedremo se arriverà la segnalazione del tempo di recupero. Segnalazione che non è ancora arrivata, se non abbiamo visto male. Mura, lungo in direzione di Calaresu, la sponda di Calaresu, voleva un fallo. Ora Farris molto bravo in fase di palleggio, qualche dribbling pregevole, attenzione a Cacciuto, tutto solo in area, Cacciuto il dribbling, cade in area Cacciuto, non c'è il calcio di rigore. Incredibile, incredibile, al 46esimo della ripresa. Ammonito anche Giandon per proteste. Allora riavvolgiamo un po' il nastro, palla in verticale per Cacciuto, dimenticato dalla difesa del Tonara. Anziché battere a rete, Cacciuto ha voluto dribblare Pili, è andato a terra Cristian Cacciuto. Non c'erano però gli estremi per il calcio di rigore secondo il signor Scifo di Nuoro, e dunque non è arrivata la massima punizione. E ancora Cacciuto, Siliqua pericolosissimo ancora con Cristian Cacciuto, brividi nel finale per il Tonara. Qui espulso, intanto espulso mister Piras, che probabilmente protestava ancora per il calcio di rigore non concesso in precedenza. Tonara che in 2 occasioni nel giro di 30 secondi ha rischiato di andare in finale. Prima Cacciuto, che poteva forse concludere direttamente a rete anziché cercare il dribbling sul portiere, è andato a terra. Tra l'altro il signor Scifo non ha optato nemmeno per la simulazione, avrebbe dovuto in quel caso ammonire il bomber del Siliqua. E poi 30 secondi dopo, nel cuore dell'area, ancora Cacciuto, palla che è andata a fare la barba al palo alla destra di Pili, sospiro di sollievo qui per il pubblico del campo Sunuradze di Tonara. Tonara che ha rischiato di buttare via il risultato. Davvero tante emozioni, non ci siamo certo annoiati qui a Tonara, bellissima cornice di pubblico, è partita davvero spettacolare. Seguiamo De Ligia che prova a crossare al centro, ribattuta da parte di Farris. E calcio d'angolo per il Tonara, 49esimo. E sarà presumibilmente l'ultima occasione per la formazione di casa. Andiamo infatti verso il triplice fischio. Nutrita la batteria di attaccanti del Tonara in area di rigore, Cicano in 2, la girata a rete, Mura ribatte di testa, voleva un fallo Picciau. E finisce qui. Allora, non sono bastati 90 minuti per designare un vincitore tra Tonara e Siliqua, e allora qui al campo Sunuradze si va ai supplementari. Serviranno 120 minuti di gioco allora per decretare chi tra tra Tonara ovviamente e Siliqua. Mi sono distratto un attimo perché le condizioni qui ovviamente sono piuttosto avventurose, dicevamo, tra Tonara e Siliqua. Ovviamente andremo a vedere chi andrà in finalissima playoff per l'accesso al campionato di eccellenza regionale.
Manovra subito il Siliqua con il numero 7 Meloni, messo giù Meloni e viene comandato allora un calcio di punizione dalla tre quarti sulla sinistra. Il Siliqua, Picciau ovviamente sul punto di battuta. Siliqua che deve tentare il tutto per tutto. Non basta infatti, o meglio basta il pareggio al Tonara, non è così invece per il Siliqua, lo abbiamo detto anche nel corso dei 90 minuti. È pronto allora Picciau a disegnare una delle sue traiettorie con il piede destro. La palla a cercare Meloni, è uno schema mal riuscito però in questa circostanza. Palla in verticale, ha provato a difendere, a sorprendere, scusate, la retroguardia del Tonara, il numero 10 Picciau. Palla però troppo lunga e rimessa in gioco già effettuata da parte di Pili. Qui Sanna con una Veronica pregevole e non fa certamente difetto la tecnica a Cristian Sanna. Qui indugia forse un po' troppo, riesce Amorati a recuperare il pallone. Ora Azzori però nuovamente in proiezione offensiva. Sanna chiede la collaborazione di qualche avversario, molto fisica la marcatura di Farris, riesce a liberarsi Sanna. Ora Azzori, anche lui con grande tecnica rimane a terra, il suo avversario, palla dentro, De Ligia e palla fuori. Incredibile occasione per il Tonara. De Ligia con il tocco di punta innescato in profondità sull'uscita di Serventi, palla fuori e crampi intanto anche per Sanna, soccorso da Giandon. Grande sportività anche oggi in campo, sia sugli spalti che appunto sul terreno di gioco sintetico, quello del campo Sunuradze di Tonara. Rimessa dal fondo per Claudio Di Meglio, ha rischiato grosso il Siliqua pochi istanti fa sul pallone calciato da De Ligia. Qui un po' difettosa la rimessa in gioco da parte dell'ex centrale del Carboni, ha comandato un calcio di punizione in favore del Tonara. Azzori, ancora Pili, anzi si tratta probabilmente dello stesso De Ligia. Qui Sciolla è andato a contendere un pallone a Meloni, Meloni che è finito a terra e calcio di punizione in favore del Siliqua. Se ne incarica Azzeni, il tocco corto di Azzeni a cercare lo stesso Meloni, si smarca Cacciuto, anche Picciau e Amorati in avanti. È un tridente quello del Siliqua in questo supplementare. Il fischio dell'arbitro allora può riprendere il gioco con la battuta da parte di Mameli, traiettoria altissima e ottima l'uscita da parte di Michele Pili che fa sua la sfera e rimette subito in gioco. La fuga solitaria da parte di Giuseppe Sau. Sau si gira attaccato da Moratti. Sau ora raddoppiato, ha provato a cercare Mura. Attenzione a De Ligia, spazza via senza troppi complimenti Giandon, ma c'è ancora Azzori e una diga a centrocampo, quantità e qualità per l'ex centrocampista del Selargius. Attenzione al Tonara, la battuta con il destro.
il tiro che è stato effettuato dal numero 10 Christian Sanna. Sanna che ci ha provato ancora una volta. Palla fuori. E Tonara, che non è assolutamente pago del pareggio, si propone in avanti. Del resto, arretrando un po' troppo, ha rischiato nel finale di partita. Attenzione a Cacciuto, palla per Azzeni, era però in posizione di fuorigioco. Azzeni ha recuperato comunque la difesa del Tonara. Ora con la ribattuta di Antonio Pili, la sponda di Calaresu che torna sul pallone. Calcio di punizione allora per il Tonara. Giuseppe Sau Giuseppe Sau, dicevamo, sul pallone. Anzi, la battuta per Azzori, traiettoria insidiosa, attenzione a Serventi con i pugni, mette fuori. E ancora lì il Tonara. Allarga sulla sinistra Azzori, palla al centro, attenzione, ha provato a girare di testa il numero 10 Sanna. In qualche modo se la cava la difesa del Siliqua che riparte con Farris, rilancio totalmente sbagliato. Azzori, lo scambio con il numero 18 Moccia, palla però sbagliata, sbaglia anche Mameli. Tanti errori, squadre stanche, come è normale che sia nel corso di questo primo tempo supplementare. Attenzione a Sanna, incespica un po' sul pallone, lotta contro Contu, i due si allacciano, c'è il fallo di Sanna secondo il direttore di gara. Directasport.it e sardegnasport.com a offrirvi il calcio di promozione regionale, semifinale playoff, tanti eventi nel nostro taccuino nel corso di questo weekend. Vi stiamo proponendo in diretta Villa Cidrese Senorbi, spareggio per la promozione in promozione regionale. Poi anche il grande calcio giovanile direttamente dal centro tecnico federale Sarodia di Oristano. Ieri intanto il basket di A2 femminile con la vittoria dell'Astro Cagliari sulla Carpedil Salerno. E poi nei prossimi giorni arriveranno i nostri speciali con Piattoforte, che è il rally del Vermentino di Berchidda. Tanto qua la battuta di Contu, palla non distante dalla porta difesa da Pili. 9 minuto nel corso del primo tempo supplementare. Registriamo intanto un altro cambio nelle fila del Siliqua, esce Stremato con il numero 10 Picciau ed entra in campo con il numero 14 Sedda. Terzo e ultimo cambio allora per Mister Piras che non ha potuto effettuare in maniera diretta questa sostituzione perché è stato espulso nella finale di secondo tempo in occasione del rigore reclamato da Cristian Cacciuto. Rimessa in gioco effettuata allora da Pili. In verticale ha provato a suggerire Azzori. Attenzione a Sanna, velocissimo, si gira Sanna, palla per De Ligia in area, cade De Ligia, non c'è nulla secondo Scifo. Qualche istante di indecisione perché il signor Scifo con il braccio è andato a indicare la porta
andato a indicare la porta di dicevamo, è andato a indicare la porta di Serventi. Si trattava però dell'indicazione di una rimessa dal fondo. Ora Azzori, ancora Azzori, palla per De Ligia, pescato però De Ligia in posizione di offside. Giandon sul punto di battuta. 11° minuto di questo primo tempo supplementare. Lotta sul pallone Ferreri. Calcio di punizione per il Siliqua. Fase forse un po' di stanca di questo primo tempo supplementare. Arriva allora Claudio Di Meglio. Siliqua che deve provarci dal canto suo, ha assolutamente bisogno di vincere se non vuole abbandonare il sogno della promozione in eccellenza. Riparte intanto il Tonara. Qui Giandon preferisce evitare rischi, la palla era in direzione di Calaresu. Il difensore centrale del Siliqua ha messo in fallo laterale. Ora Azzori mette giù, Azzori contro Azzeni. Qui l'anticipo da parte del numero 3 Farris. Attenzione a Meloni, Meloni velocissimo, palla al piede, Meloni al limite dell'area, bravissimo però in ripiegamento difensivo. In ripiegamento difensivo dovrebbe trattarsi forse del numero 3 Sciolla. Ora Moratti prova ad andare via in velocità, Moratti ingaggia un duello e commette però fallo su Ferreri probabilmente. Sciolla, si trattava di Sciolla in precedenza, il giocatore in maglia numero 3 che è andato a subire il fallo di Amoratti. Amoratti che ha ingaggiato il duello in velocità nonostante la stanchezza, dato a trattenere però il suo avversario. Siamo giunti alle battute finali di questo primo tempo supplementare 1-1 tra Tonara e Siliqua. Azzeni che prolunga la traiettoria di testa in direzione di Serventi. Ancora Farris. Inesauribile terzino sinistro del Siliqua. Palla lunga alla ricerca di Cacciuto. Attenzione a Cacciuto, arriva puntuale l'uscita da parte di Pili. C'è anche un fischio arbitrale. De Ligia ha spazio tra le linee, De Ligia va dalle parti di Calaresu, Calaresu fronteggia Mameli, gioco di gambe da parte di Calaresu, arriva anche Contu, palla in mezzo, Giandon con qualche rischio decide poi di mettere direttamente in fallo laterale. Era pronto alle sue spalle Sanna. Davvero stremati 22 in campo. Allora, la posta in palio è alta e non si può mollare di 1 millimetro. Tonara ancora in proiezione offensiva, ancora con Sanna contro Contu. Il duello fisico tra i due, difende palla molto bene Sanna, attaccato anche da Mameli ora. Ancora Sanna che la tiene lì per un'eternità e guadagna anche un calcio di punizione. Molto molto bravo qui Cristian Sanna. Esperienza, tecnica a disposizione della sua squadra. Calcio di punizione allora per la formazione rossonera, una sorta di corner corto. È la formazione di mister Floris che ora può respirare e guadagnare anche qualche secondo. Vanno per le lunghe intanto le operazioni di ripresa del gioco. Allora il signor Scifo decide che può bastare qui per il primo tempo supplementare, sempre 1-1
tra Tonara e Siliqua. Tutto pronto allora per il secondo tempo supplementare, sempre 1-1 tra Tonara e Siliqua qui al campo Sunuradze di Tonara. Ultimi 15 minuti di gioco e poi allora anche in caso di ulteriore parità finirà qui. Attenzione a Calaresu, il tiro, mani aperte, Serventi. Tonara intanto momentaneamente in 10 uomini. Qui il Siliqua prova ad approfittarne, rilancio lungo. Jandon sul pallone, mette ancora in fallo laterale. E Sanna fuori. Sanna che però stoicamente, nonostante Zoppi che riesce a rientrare, a riprendere posto in campo, dunque ristabilita la parità numerica e Tonara che attacca con Deligia. Quel fallo di Deligia che poi calcia, chiedono l'ammonizione i giocatori del Siliqua. Non è così fiscale il signor Scifo, anzi sì, sventolato in faccia a Deligia il cartellino giallo. Calcio di punizione, dicevamo, in favore del Siliqua quando è trascorso 1 minuto di gioco nel corso del secondo tempo supplementare. Cantano senza sosta gli ultra del Tonara. Colpo di testa da parte di Azzeni, cercava l'inserimento di Cacciuto, voleva un fallo il Tonara, protesta anche l'estremo difensore Michele Pili che abbandona addirittura la sua area a gran voce. Si continua a discutere. Quel signor Scifo forse un po' in difficoltà nella gestione degli animi, protesta anche Capitan Pili, richiamato. Difficile capire quale sia l'oggetto del contendere, forse qualche contatto di troppo. Anche Azzeni a colloquio con il direttore di gara. Rimessa in gioco da parte di Michele Pili. Battuta corta, stacca di testa Azzori, arriva Azzeni. La ribattuta, ancora a cercare Pili. Palla che scivola lentamente tra le braccia ancora dell'estremo difensore del Tonara. Tonara che vedremo se andrà ad abbassare un pochino i ritmi anche per dosare le forze. Ora Sciolla, lo scambio con Azzori. Jandon, si lotta intanto, c'è un fallo di mano. Qui Sedda aveva provato ad andare via. Azzeni è pronto a battere, battuta con un tocco corto all'indietro. Jandon a cercare Cacciuto, svetta di testa Pili, vistosamente spinto alle spalle, non è arrivato però il fischio. Amorati aveva provato a calciare con il destro. Attenzione a Siliqua, ancora in avanti, palla lunga a cercare Cacciuto, la sventagliata da parte di Azzori. Calaresu prova ad andare sul pallone, qui è evidente la trattenuta di Bomber Calaresu ai danni di Mameli. Mameli che era stato bravo qui a difendere il pallone con il fisico. E ammonizione allora anche per Simone Calaresu, ricordiamo 17 gol in stagione per Simone Calaresu. Ancora Fumogeni sugli spalti, mentre siamo al
al quarto minuto di gioco nel corso del secondo tempo supplementare. Ancora schermaglie verbali tra Mameli e Calaresu, che però si chiariscono con grande buonsenso. Accesi ancora i fumogeni in curva, se così la possiamo chiamare. Non lo è materialmente, ma lo è di fatto la torsida del Tonara, davvero incessante. Attenzione però a Sedda per il Siliqua, che mette al centro, prova a saltare Meloni, che non ci arriva. Chiedeva l'inserimento di Amorati, Amorati che era in ritardo. Va Lemme a recuperare il pallone. Sciolla. Qui dialogano Di Meglio e Calaresu, che ora vengono a duello. Arriva anche Mameli, prova a sradicargli il pallone Claudio Di Meglio. La rimessa in gioco è però per il Tonara. Ultimo tocco da parte di Claudio Di Meglio. Protesta a gran voce il pubblico del Siliqua, anche la compagine del presidente Collu ha offerto un bello spettacolo sugli spalti con bandiere, striscioni, cori e un tifo incessante. Bello spettacolo di sport qui a Tonara, che immaginiamo proseguirà anche dopo la partita. Tonara, patria calcistica di Marco Sau, bomber del Cagliari. Paese che sta dimostrando tanta passione per il calcio. Qui c'è il giallo intanto ai danni di Azzeni. Fallo a ridosso del cerchio centrale del campo e anche Azzeni sul taccuino dei cattivi. Buon per il Tonara, che può allora respirare, può guadagnare qualche secondo. Tonara che prova ad andare fino alla fine con l'1-1. Qui stacca Calaresu, arriva Giuseppe Sau, appoggia all'indietro in direzione di Azzori. Ancora il tocco di ritorno in direzione di Sau, prova a tenerla lì. Palla ora per De Ligia, si gira De Ligia contro due, arriva anche Di Meglio, De Ligia la tiene, molto bravo a divincolarsi. Ora Azzori alza il pallone con un tocco da beach soccer. Azzori, bravo qui De Ligia, attenzione a De Ligia, attenzione perché ha calciato via il pallone. Seconda ammonizione per De Ligia e cartellino rosso allora per il giocatore del Tonara. Tonara che chiuderà in 10. Qui, secondo il numero 15, rosso-nero, era regolare la sua azione che lo aveva portato praticamente a tu per tu con Serventi. Ingenuità da parte di De Ligia, che lascerà i compagni soli a soffrire in 10 uomini in questa seconda metà, meglio, del secondo tempo supplementare. Siamo all'8° di gioco. Tonara in 10, espulso De Ligia per due ingenuità, due palloni calciati dopo il fischio dell'arbitro. Qui non ha potuto esimersi il signor Scifo, ripreso anche dai compagni. De Ligia che va a raggiungere gli spogliatoi. E allora tutto per tutto per il Siliqua, che ora davvero non ha più nulla da perdere. Uomo in meno per la formazione di Mister Piras, che era stato espulso nel corso del secondo tempo. 11 contro 10 allora per il Siliqua. Il rilancio lungo da parte di Serventi, stacca bene di testa Ferreri. Allora Mameli
battuta lunga da parte di Mameli, Collu, scusate, Meloni. Trattava di Meloni, toccato alle spalle e ora Contu. Collu è ovviamente il presidente del Siliqua. Abbiamo sentito in fase di presentazione della partita. Tutto il Siliqua in avanti, è uno schema ora in direzione, la palla per Meloni, Meloni 1 contro 1, Meloni punta la linea di fondo, qui generoso Sanna in difesa, riesce a smorzare la traiettoria di Meloni, calcio d'angolo allora per il Siliqua. Qui qualche piccolo stratagemma per guadagnare qualche secondo, come è normale che sia. Andrà Meloni a incaricarsi della battuta, decimo di gioco nel corso del secondo tempo supplementare, 1-1 qui al campo Sunuradze tra Tonara e Siliqua. È pronto Meloni con il destro, la palla tagliata al centro e mette fuori lo stesso Sanna. Bella palla tagliata, messa al centro da Meloni. Ed è sempre pericoloso il Siliqua sui calci da fermo con Amorati. Attenzione ad Azzeni, qui ha provato la battuta e poi la gran parata di Pili, Michele Pili, la risposta coi pugni, prodigioso davvero il portiere del Tonara che dice di no all'assalto del Siliqua, poi Cacciuto sulla respinta del portiere, ha provato la ribattuta, palla altissima sulla traversa, sussulto del Siliqua e Michele Pili si guadagna ancora una volta di più la pagnotta, prodigiosa respinta, pugni chiusi a salvare il risultato. 1-1 allora. Azzori, anziché tenerla lì, preferisce innescare la velocità di Calaresu con le ultime forze. Calaresu la tiene lì, raggiunge la bandierina. Calaresu che la vuole tenere lì, duello fisico con Mameli, arriva Di Meglio che gli ruba palla. Fallo laterale per il Siliqua. 12° di gioco nel corso del secondo tempo supplementare, ancora 3 minuti di passione per il Tonara. Forcing del Siliqua, Azzeni, palla lunga a cercare Giandon che andrà ad agire praticamente da centravanti nel corso di questo finale. Attenzione a Calaresu con Serventi fuori dai pali, Serventi che torna sul pallone, rilancio lungo da parte di Serventi, palla in aria, svetta di testa Ferreri e ora Azzori che calcia a lungo a cercare Calaresu. Calaresu, duello fisico con Mameli, l'ultimo a toccare è stato il bomber del Tonara e allora ancora il Siliqua in avanti. Azzeni allarga sulla sinistra, arriva Farris, ancora Farris da Sedda all'indietro per Azzeni, deve forzare i tempi il Siliqua, lancio lungo e di testa, è ancora bravo Ferreri. Ora Calaresu riesce a tenerla per qualche istante. Mameli che guadagna un fallo laterale, cerca ancora Azzeni e fallo di mano da parte di Azzeni e respira il Tonara che chiama a raccolta il suo pubblico. 12 minuti 30 secondi nel corso del secondo tempo supplementare. Tonara che intravede la finalissima. Calaresu, lo stop di petto, fallo, davvero bravo Calaresu con il fisico e anche l'esperienza contro il numero 2 del Siliqua, Mameli. Calcio di punizione praticamente dal limite dell'area per il Tonara che tiene lontani i guai. 1 minuto e mezzo ormai prima del triplice fischio e vedremo se ci sarà anche del recupero.
calcio di punizione per il Tonara, che non ha interesse ovviamente ad andare in proiezione offensiva. Sale la temperatura qui al campo Sunuradze, si sta avverando il sogno per una società, un paese intero che si è stretto attorno alla sua squadra. Uno spettacolo davvero incredibile sugli spalti e oggi anche sul campo, merito del Tonara, merito anche di un Siliqua Maidomo. Calcio di punizione per il Tonara sul punto di battuta, il gol del Tonara, il Tonara la chiude, il gol di Calaresu. Se non abbiamo visto male è proprio Bomber Calaresu sulla battuta di Moccia, la palla sul palo e poi tutto solo Calaresu, Bomber Calaresu, tutto solo a 1 metro dalla linea di porta, non ha potuto esimersi dal siglare il suo 18° gol stagionale. E allora, quando manca 1 minuto alla fine, possiamo dirlo, il Tonara è in finale. Il Tonara è in finale, 2-1 sul Siliqua, 2-1 sul Siliqua, il sigillo di Calaresu a tempo quasi scaduto. La traiettoria velenosa di Moccia e Calaresu da bomber consumato. 2-1 Tonara e il pubblico che inizia ad abbandonare gli spalti. Grande e comprensibile entusiasmo sugli spalti. Si fatica a riprendere il gioco. Siliqua che riparte ora. Almeno per l'orgoglio, Gianmarco Giandon. Farri sale indietro ancora per Giandon. Un paese in festa davvero, quello di Tonara. Qui la palla lunga ancora per Calaresu, dicevamo 2200 anime, con una passione mai vista per questo sport. E allora la formazione di Lello Floris andrà a giocarsi la finalissima per la promozione in eccellenza contro la vincente dello spareggio tra Cosmoto Monastir e Dorgalese, partita che è ancora in corso. E che ovviamente quando i nostri spettatori andranno a rivedere questo match su directasport.it e sardegnasport.com, insomma conosceranno già l'esito, il risultato finale. Qui non è il triplice fischio quello che arriva in questo momento da parte del signor Scifo di Nuoro. Intanto arrivano i risultati e la Cosmoto Monastir sta vincendo per 2-0 e dunque sarà Tonara Monastir la finalissima del campionato di promozione. Triplice fischio del signor Scifo e finisce qui allora il Tonara. Batte 2-1 il Siliqua e accede alla finalissima per la promozione nel campionato di eccellenza, dove affronterà la Cosmoto Monastir. Mister Bernardo Mereu, una festa bellissima, uno spot per il calcio. Ma è stata sicuramente una bellissima finale, molto combattuta, dove il Tonara obiettivamente nei primi 70 minuti ha meritato il vantaggio e forse anche qualcosa in più. Poi è un po' calata a centrocampo anche per qualche infortunio che ha subito, è venuto fuori il Siliqua che ha pareggiato la gara e poi i supplementari sono stati molto emozionanti. Alla fine credo che nel computo dei 120 minuti il Tonara meritasse questa vittoria. Molto bravi nel Tonara alla punta Calaresu, molto bene Sanna che è stato poi stoico nel mantenere il campo nonostante i crampi, bravo Pili che ha fatto valere tutta la sua esperienza e Azzori è sempre un gran bel calciatore. Siliqua grande organizzazione, è arrivata sicuramente a fare questo spareggio con grande merito, dispiace perderlo così, però credo che il Tonara abbia comunque nel complesso meritato
questa finale che dovrà credo disputare col Monastir, che mi dicono che ha vinto 2-0. Quindi bene, grande pubblico, grande festa. Esatto, è proprio su questo argomento che volevo proseguire. Due parole, lei è un uomo di grande esperienza nel mondo del calcio, un ambiente così, in un campionato dilettantistico forse non si era mai visto. Ma sicuramente Tonara è un paese che non lo scopro certo io, per ospitalità, per amore, per passione. Ero venuto anche l'anno scorso a vedere la finale di Supercoppa e anche in quella circostanza mi aveva colpito la passione e la correttezza dei tonaresi. Oggi ne ho avuto un'ennesima conferma. Bravi però anche i tifosi del Siliqua, che sono arrivati in gran numero e che ho visto hanno lasciato il campo con grande correttezza. Quindi veramente una grande festa di sport in un paese che merita sicuramente l'eccellenza. Parliamo anche di lei, quando la rivedremo in pista? Ma questo vediamo, adesso io mi diverto a guardare gli altri. Allora, mister Piras, tecnico del Siliqua, ovviamente il rammarico è tanto, però c'è anche la consapevolezza di essere giocata alla grande oggi. No, noi ce la siamo giocata e non ce l'hanno fatta giocare, hanno mandato un arbitro che ha fischiato a senso unico dal primo secondo sino all'ultimo. Se non lo dava a rigore al 92esimo al Tonara penso che avrebbero fatto invasione di campo. Ci sentiamo scippati, era nostra ormai, che senso ha? Cacciuto, dribbla il portiere, sta andando a fare il gol, è stato atterrato e non ha dato rigore. Niente, sono i sacrifici di un anno che vengono vanificati così. Io non la do neanche a lui, è un arbitro scarso, troppo scarso. Quindi prevale l'amarezza nei confronti della direzione di gara. Penso che l'avete visto tutti, cioè, se fosse capitato al Tonara penso che l'avrebbe dato, se no avrebbero fatto invasione di campo. E quindi che sia il primo minuto, al 95esimo devi dare i rigori, perché noi siamo qui da ieri, si fanno sacrifici, c'è una vergogna. Proviamo, nonostante l'amarezza, magari a riavvolgere un po' il nastro, a parlare di questa stagione che per voi è stata ottima. Lei è arrivato in corsa, però è riuscita a guidare questa squadra a un ottimo campionato. Sì, abbiamo fatto un mezzo miracolo anche noi, siamo arrivati sino a qui, purtroppo è andata come è andata. Il rammarico è tanto, perché avremmo perso in un altro modo, mi sta bene, sappiamo, ma così non ci sto, si fanno sacrifici, non saremmo neanche venuti. Un arbitro di Nuoro a Tonara. Poi ostile subito dagli spogliatoi sino al 95esimo. Non lo so, noi non l'abbiamo fatto niente, non l'abbiamo mai incontrato quest'anno. Allora, mister Lello Floris, è il momento della gioia, ci sono pochi commenti da fare. Guarda, posso iniziare dicendo che mi sono scese le lacrime. Per un tonarese doc come me è stata una gioia fantastica, è stato un sogno da quando ho calcato i campi per il Tonara, qui quando ancora era in terra, avevo 5 anni. Poi di fronte a questo pubblico glielo regalo in pieno a loro, perché sono stati fantastici, come sempre d'altronde, ma soprattutto glielo voglio dedicare a tutti i giocatori che sono stati veramente fantastici. Complimenti a tutta la rosa, oggi li ho voluti tutti insieme perché questa è proprio la vittoria del gruppo, assolutamente. Chi meglio di un tonarese ci può raccontare il rapporto straordinario tra il paese e questa squadra? Allora, Tonara vive di calcio, ma non solo perché abbiamo Marco Sau in Serie A, perché tutti adesso l'associano a questo. Tonara è un paese che ha tanta cultura calcistica e da sempre, hanno il tifo organizzato dagli anni 80, forse un caso più unico che raro. Io ripeto, ho fatto tantissimi anni la D anche in posti caldi come Napoli, non ho mai visto un pubblico del genere e ci tengo a sottolinearlo, quindi per me è una gioia, non ho parole, sto vedendo bianco e mi fa male il petto, spero di non sentirmi male, però è stata una gioia fantastica. Parliamo anche della partita di oggi, tanta sofferenza, la squadra avversaria si è lamentata anche per l'arbitraggio ritenuto ostile, cosa possiamo dire? Ostile non direi, posso dire in un episodio che probabilmente è inutile nascondersi, adesso a bocce ferme poteva anche starci il calcio di rigore, ma durante l'anno abbiamo fatto 40 partite stagionali, abbiamo subito tantissimi torti arbitrali. Io, come non me la prendevo prima, oggi non gioisco per un supposto. Io posso parlare della partita dove, a detta mia, a detta di tutti gli addetti ai lavori, l'abbiamo meritata secondo me, abbiamo avuto tantissime occasioni da rete, hanno fatto il gol a un quarto d'ora alla fine, non se ne sono probabilmente neanche accorti, però faccio i complimenti al Siliqua perché si è dimostrato veramente una grande squadra con ottimi elementi e guidata da un grande allenatore, sicuramente esperto e conoscitore del calcio isolano. Allora, Antonio Pili, tonarese, capitano del Tonara, che sapore ha questa vittoria?
Ma un sapore straordinario davanti a questo pubblico nel tuo paese è una cosa di inspiegabile, non ci sono veramente parole, ci hanno sostenuto da prima della partita e ora stanno anche continuando a cantare, quindi è un sapore. Probabilmente continuerà anche dopo. Continuerà anche dopo, ce lo siamo meritati, tutto l'anno dal 18 agosto qua correndo come disperati. È arrivato il risultato che ci siamo meritati sino in fondo. Parliamo della partita di oggi, tanta sofferenza, però alla fine siete riusciti a spuntarla, anche il cuore è una componente importante. Sì, il cuore qua a Tonara ci contraddistingue. È una partita difficile perché siamo andati sopra al secondo tempo, poi con il caldo così, insomma, noi ci alleniamo di sera, quindi giocare a quest'ora diventa un po' pesante, poi loro sono stati bravi a crederci, a fare l'1-1. Dopo una gran punizione di Rocco Moccia che non è la prima volta, ci ha abituato, poi Calarisi sulla linea l'ha buttata dentro, ma penso che sia il risultato più giusto, ecco. Davanti a questi tifosi non ci poteva essere altro risultato. Ora la finale contro il Monastir, con quale testa? Sì, stava vincendo 2-0, non so se sia finita, comunque sarà una gran partita anche quella perché ci sono giocatori di valore, i vari Farci per nominarne uno, ma noi ce la giochiamo con tutti, ecco. Magari come nomi siamo un po' al di sotto di loro, ma non ci interessa. Sicuramente abbiamo una gran componente che è il 12° uomo. Ecco. Allora siamo con il presidente del Tonara, Maria Elena Dessì, anche per lei che sapore ha questa vittoria? È una vittoria emozionante e bellissima, questo è stato il mio primo anno di presidenza e quindi per me è tutta una novità, sia gestire una squadra e per fortuna mia siamo anche arrivati a questo punto. E io voglio solamente dedicare questa vittoria, questo passo, come dicono loro, nella storia, oltre che ai giocatori, al nostro meraviglioso pubblico, perché è solo grazie a loro che il Tonara c'è e che siamo quello che siamo. Ora immaginiamo un grande esodo per la partita di finale che sarà in campo neutro, però è facile immaginare che giocherete lo stesso in casa in qualche modo. Sì, vivremo la stessa esperienza dell'anno scorso a Sarudia per la Coppa Italia, dove il pubblico era tutto di Tonara, quindi non abbiamo nessun problema anche a giocare fuori, il nostro pubblico ci segue ovunque. Non so se vuole magari sottolineare l'impegno dei dirigenti, dello staff che lavora ogni giorno per tutta la stagione al Tonara. Sì, sicuramente. Noi abbiamo un gruppo direttivo di 13 persone, ma un gruppo societario di circa 40 soci e lavoriamo veramente tutti, perché oltre alla prima squadra abbiamo tutte le squadre giovanili, la juniores, gli allievi giovanissimi e la scuola calcio. Siamo in tanti, ma è un lavoro durissimo, quindi questo è il merito veramente di tutti, compresi anche tutti gli allenatori delle squadre giovanili, perché fanno un lavoro eccellente. Vincenzo!